Bene, allora eccoci qui ancora per Radio Veneto Agricoltura. La puntata di quest'oggi è dedicata alla formazione, alla FAD. Allora, Stefano Barbieri, il dottor Stefano Barbieri, che è responsabile dell'attività di formazione di Veneto Agricoltura, cos'è la FAD? La FAD è la sigla formazione a distanza, quindi è l'opposto della formazione in presenza, quando c'è una presenza fisica dei corsisti e dei docenti. In questo caso invece ci formiamo attraverso il medium di internet, del computer, delle videocamere, del microfono e stiamo ciascuno nella propria abitazione, nel proprio ufficio. Ecco, vedete, io di fatto ho messo qui la mascherina proprio per capire che siamo ancora a distanza, siamo ancora in questo distanziamento sociale, ancorché siano cadute un po' le barriere assolutamente regionali e anche interne, e stanno cadendo anche quelle europee, però ormai come posso dire, questa entrata forte di internet nel settore della formazione, anche dei rapporti anche professionali, è consolidata. Allora, voi come avete pensato di organizzarvi? Soprattutto quando parte questa attività? Allora, partiamo venerdì 5 giugno, il primo corso, è un corso dedicato alla gestione dell'azienda agricola, della consulenza alla gestione dell'azienda agricola e poi proseguiamo tutto giugno e luglio e via e via. Come ci siamo organizzati? Dopo una evidente pausa dovuta appunto al blocco e alla necessità di riprogrammare tutto quanto, perché non è automatico passare dalla formazione in presenza alla formazione a distanza, bisogna ricalibrare i tempi, i contenuti, studiare lo strumento, perché lo strumento dell'aula virtuale, della webcam, è tutto da imparare e quindi ci siamo dovuti riorganizzare. Questo tempo di circa 2 mesi è dovuto proprio a questo, insomma. Allora, andiamo sulle cose concrete. Da venerdì si parte, ecco, per curiosità, qual è il primo corso e soprattutto di cosa parla? Allora, il primo corso è un corso breve, come quasi tutti i nostri corsi. Noi di solito facciamo corsi che durano 4 ore, 7 ore, i più lunghi durano 21 ore, quindi 2 o 3 giornate. E questo primo corso è rivolto ai consulenti, come tutti i nostri corsi sono rivolti ai consulenti agricoli, questo è il nostro target. E nello specifico il primo corso è dedicato ai consulenti che fanno la consulenza all'impresa agricola nell'ambito dell'adozione del programma di sviluppo rurale, quindi devono orientare l'azienda agricola, l'imprenditore nella scelta delle diverse misure e per orientare a questa scelta si parte dal bilancio aziendale, si fanno tutta una serie di valutazioni e insomma è l'oggetto delle... Quindi voi, se posso fare una sintesi, voi insegnate a chi poi insegnerà agli agricoltori a come si trovano i soldi e come si chiedono i soldi sul programma di sviluppo rurale. In questo caso è proprio così. Ecco, allora, questo è il primo corso. Per iscriversi come si fa? Per iscriversi si va sul nostro sito www.venetoagricoltura.org/formazione e lì trovate tutte le informazioni, tutti i programmi, non solo di questo di venerdì, peraltro quello di venerdì le iscrizioni sono già tante e quindi abbiamo già chiuso le iscrizioni, ma ce ne sono tanti altri, perché poi martedì c'è un corso invece sulla gestione sostenibile del vigneto, poi c'è un altro corso sulla analisi del bilancio aziendale, poi faremo un corso sull'agricoltura conservativa e la gestione del suolo, un corso sulla avicoltura biologica e poi magari vi racconto alcune cose più di dettaglio. Ecco, un'ultima domanda, anzi no, una penultima domanda, perché è molto importante. Quanto costa? Sono tutti corsi gratuiti perché noi lavoriamo all'interno del programma di sviluppo rurale e quindi sono corsi finanziati dalla Comunità Europea e dai fondi regionali, insomma, quindi assolutamente gratuiti, però l'iscrizione è obbligatoria perché capite bene che ancor più con questa modalità di fruizione noi dobbiamo avere ben il quadro delle persone
che partecipano, avere le loro email, inviare il link per il collegamento, eccetera, eccetera. Sì, allora volevo dare un'indicazione molto pratica a coloro che sono interessati a tutto ciò, e saranno molti sicuramente, è www.venetoagricoltura.org, come dice lui, / e poi formazione, oppure su Google digitate Veneto Agricoltura Formazione e direttamente vi porta dentro le pagine, perché come sempre i siti sono sempre molto complessi, non è facile navigarli e quindi semplifichiamoci la vita. Detto questo, Stefano Barbieri, ora vediamo un attimo appunto le altre cose che dicevi, cioè cerchiamo un po' di capire meglio la filosofia, in modo tale che chi ci ascolta può capire come orientarsi e fare delle scelte. Beh, allora, innanzitutto questi corsi, dicevo, appunto, sono erogati, questa modalità FAD. Noi abbiamo scelto la piattaforma Zoom, molti ormai la conoscono, sono quei termini come Skype, come Google Suite, insomma, ci sono varie piattaforme. Chi è nel lavoro magari le avrà già utilizzate. Noi comunque forniamo poi tutte le informazioni di dettaglio su come scaricare, come accedere, diamo tutte le informazioni perché talvolta magari le persone non sono così smart, diciamo, nell'utilizzare questi strumenti nuovi. E quindi la frequenza avviene attraverso una webcam. È una condizione fondamentale. Cioè, scusa se ti ritorno. Quindi è chiaro che chi ha un computer deve avere anche il computer che si può collegare appunto via Zoom, via queste piattaforme, e quindi come vedete qua sopra c'è una telecamera, dovete avere una telecamera perché bisogna essere interattivi sia audio che video con la realtà che organizza, in questo caso Veneto Agricoltura. Prego. Assolutamente, anzi questo è un obbligo proprio previsto dalla normativa, perché questi corsi sono poi finanziati, regolamentati, e quindi chi eroga il corso, in questo caso noi, dobbiamo essere sicuri della persona alla quale noi eroghiamo il corso, e quindi insomma c'è un registro, cioè, questa è un'attività regolamentata dalle norme regionali e comunitarie. Quindi sono corsi riconosciuti dall'Unione Europea, quindi con tutti i sacri crismi, e quindi questa era l'ultima domanda che volevo fare a Stefano Barbieri, quindi ci sarà alla fine un attestato di partecipazione. Perfetto, sì, c'è un attestato di partecipazione, anzi più correttamente un attestato di frequenza con profitto, perché alla fine del corso faremo, anche in questo caso ovviamente online, un piccolo test di apprendimento, e solo con la frequenza e il superamento del test viene erogato questo attestato, che poi entra a far parte del portafoglio formativo e di qualificazione del consulente, e quindi questa è una delle condizioni poi per il consulente per poter operare nella sua attività di consulenza, specie quella regolamentata dal programma di sviluppo rurale. Allora, grazie a Stefano Barbieri. Come vedete l'attività formativa di Veneto Agricoltura diventa sempre più aggiornata, e c'è una grande necessità di far crescere e formare tutta la nostra realtà agricola, oggi più che mai, quindi grazie di questa iniziativa e grazie alla Regione e a Veneto Agricoltura. L'appuntamento con Radio Veneto Agricoltura e con Bimovita è fra 7 giorni. Arrivederci a tutti. Arrivederci.